In totale sono stati circa 4.200 chilometri per un totale di circa 40 giorni, con 2 pause, una ad Amburgo di un giorno e una nel traghetto per Oslo, e quindi diciamo circa 100 chilometri al giorno. Ho da sempre avuto la passione della bici, in più da un anno a questa parte ho scoperto di essere soggetto a una malattia autoimmune e quindi col tempo è diventata una sorta di sfida questo viaggio verso Capo Nord. In buona compagnia di Valeria, che insomma è una malattia genetica che mi colpisce sulle pieghe del corpo e che nel viaggio ho cercato di controllare e in compagnia comunque anche di tanta altra gente che nel corso del viaggio ho conosciuto, e di un pupazzino Chiquito che mi ha regalato la mia ragazza, che mi sono portato fino a Capo Nord. Come prima cosa, non spaventarsi di fronte a una diagnosi, cioè perseguire comunque i propri sogni. È dura, però si può fare, e l'unico modo per poterlo fare è prevenire e cercare di controllare anche quello che non è possibile a volte con la salute controllare, perché non si hanno cure definitive. E l'unico modo per controllarsi è ridurre al minimo lo stress, fare quello e per farlo per forza devi fare quello che ti piace, se non è assolutamente proibito farlo. Fare tutto il possibile sotto questo punto di vista e non spaventarsi soprattutto di fronte a una diagnosi come un anno fa avevo fatto io, insomma, e poi poco a poco con l'aiuto di vari professionisti mi sono un po' ripreso.